Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman napoletano. Come state? Voglio, spero tutto bene. Allora, in questo video, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, vi porterò la storia del Brasile calcio. Prima di incominciare a parlare del Brasile, vi dico prima di partire che dobbiamo ripartire con le visual, l'algoritmo non ci sta aiutando, quindi condividete il video, lasciate un bel like e commentate in tanti, come state facendo in molti nello scorso video. Vabbè, incominciamo. Allora, il Brasile, ok, sappiamo che il calcio in Brasile è una cosa assurda, pure i bambini di 3-4 anni fin ai primi anni di vita vengono insegnati a giocare a calcio, viene insegnato a giocare a calcio. Proprio qualche giorno fa stavo vedendo un video di un signore, ma sarà sulla sessantina, cinquantina, sessantina, che mentre vedeva il telefono per strada, camminava per strada, vedeva il telefono, a parte il telefono per strada non si deve usare, quindi non prendete esempio. Stava palleggiando, che era praticamente distratto era praticamente distratto, e stava palleggiando con una semplicità assurda. I brasiliani hanno questa capacità di fare due o tre cose contemporaneamente. Vabbè, in Brasile il calcio viene considerato anima che unisce le persone, ecco, che unisce, fa incontrare le persone, soprattutto nei mesi più caldi, quindi i mesi estivi, dove soprattutto nelle spiagge di Rio de Janeiro, ma anche alle favelas di San Paolo, praticamente si creano dei gruppi di ragazzi che anche sconosciuti, non per forza che si conoscono, che iniziano a giocare, a fare delle tecniche, delle skill, tra virgolette, per noi europei quasi impossibili, oppure bisogna avere anni e anni di esperienza. Allora, il calcio in Brasile è apparso, anzi, verso la fine del XIX secolo, quindi stiamo parlando del fine 1800, dove degli immigrati inglesi, dove è stato portato da degli immigrati inglesi, tra cui Charles Miller, un pioniere di questo sport, di questo sport. Il calcio inizia a essere uno sport all'inizio proprio, uno sport elite, uno sport riservato alle classi sociali un po' più importanti, dove i primi club inglesi diciamo avevano delle scuole calcio di un settore giovanile e privato dove solo alcuni potevano entrare a far parte. Poi le prime squadre importanti che hanno tolto questa cosa del settore giovanile privato sarebbe il Fluminense, il Sao Paulo, Athletic e l'Atletico Mineiro, dove l'Atletico Mineiro è nato nel 1908, il Sao Paulo nel 1888 e il Fluminense pochi anni prima dell'Atletico Mineiro, quindi nel 1902, dove diciamo non c'erano campionati nazionali, ma dei campionati regionali che hanno permesso di strutturare la praticità del calcio e a stimolare la rivalità tra i vari club.
Poi scusate se guardo avanti, ma tengo tutto scritto, quindi scusate. A partire dal 1919 la vittoria della Seleção nella Coppa America nel 1919 segna una svolta molto importante del calcio brasiliano, della storia del calcio brasiliano. Perché questo primo titolo che ha ricevuto il Brasile scatenò un'ondata di euforia nazionale, trasformò il calcio che era uno sport più o meno quasi regionale, non era il più importante nazionale, però divenne, grazie a questa importante vittoria, uno sport nazionale, dove il talento dei giocatori brasiliani venne adocchiato da vari club europei, tutto, dei più importanti e tutto, venne adocchiato e cominciò questo fiuto per i giocatori brasiliani, notando che erano quasi tutti i giocatori brasiliani erano molto forti e potevano dare un prospetto maggiore alle varie squadre di calcio. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare un bel like, di iscriversi al canale e di commentare questo video. E vi ricordo che in descrizione c'è il link per le donazioni, stavo dicendo gli abbonamenti, mi ero scordato. Ciao a tutti.